Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. Per la prima volta scendono sotto quota 100.000 le imprese in Friuli Venezia Giulia. Il dato dell'Ufficio Studi di Confartigianato, colpa del calo demografico e della mancata trasmissibilità delle aziende da padre in figlio. Questo afferma il presidente degli artigiani, Graziano Tilatti. Sentiamo. Il dato è meramente tecnico perché si tratta di cancellazioni di aziende che non sono più operative da 5 anni, ma è comunque un campanello d'allarme sinonimo della crisi di questi ultimi anni. Scendono sotto quota 100.000 le imprese in Friuli Venezia Giulia, 1.256 in meno rispetto a 3 mesi fa. Le ragioni sono da ricercarsi nel calo demografico e nella mancata trasmissione delle realtà. Ormai non c'è più trasmissione d'azienda, nemmeno fra padre e figlio. Una volta, se non c'era il figlio che continuava, c'era sempre il primo operaio, il capo officina che prendeva in mano l'azienda. Oggi non c'è più questa cultura, non c'è la voglia di misurarsi con un'azienda questo è il dato che ci porta oggi a un calo abbastanza considerevole, ripeto, legato sia al dato demografico ma anche a un cambio di mentalità. Anche per le imprese artigiane si rileva una forte crescita delle imprese cancellate tra luglio e settembre 2022, 827. Quando ha assunto la carica di presidente c'erano altri numeri. C'erano 31.500 aziende a livello regionale per circa 83.000 dipendenti, compresi i titolari. Oggi siamo a 26.500. Su questo dato non inciderebbero ancora gli aumenti delle bollette e il caro materiali di questi ultimi mesi. Se ci saranno, affermano dall'Ufficio Studi di Confartigianato, saranno eventualmente visibili nei dati statistici dell'ultimo trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023. E tra i settori più in crisi c'è l'autotrasporto, alle prese con il caro gasolio, la mancanza di camionisti. Per uscire dalla crisi si cerca di fare rete tra le imprese. Oggi un convegno. Il settore dell'autotrasporto dopo la pandemia sta vivendo ancora un periodo di crisi che è dovuto all'incertezza dei costi delle materie prime e dei carburanti del nostro settore. Si sa che nell'autotrasporto il gasolio incide dal 20 al 30% dei costi fissi. Il gasolio ha avuto un aumento del 30%. C'è un altro tipo di crisi, la difficoltà a trovare, a ricercare manodopera, a cercare autotrasportatori, anche italiani. Non solo le aziende italiane ma anche quelle europee hanno il problema della ricerca del personale, gli autisti qualificati con CQC e patente professionale sono in calo perché non si riesce più è un settore che non ha quell'attrattività e quella redditività sufficiente a far sì che ci sia da parte dei giovani questo appeal per questa professione. Quanti ne servirebbe? Migliaia a livello Italia e decine di migliaia a livello Europa. Le ricette per poter reagire? Dobbiamo fare un cambio di mentalità. Al giorno d'oggi c'è la necessità di trovare nuove forme di aggregazione, rete di impresa, consorzi, eccetera, che ci permettano di essere più competitivi e di avere un potere contrattuale nei confronti della committenza maggiore di quello che abbiamo al giorno d'oggi. Giorni fa il suicidio di un giovane detenuto nelle carceri di Udine. Oggi la visita degli avvocati penalisti alla casa circondariale, dove il problema principale è il sovraffollamento dei carcerati rispetto alla scarsità delle guardie. È allarme nelle carceri italiane per i suicidi, sono 76 da inizio anno, il numero più elevato dal 2000. Tra gli ultimi anche quello di un 22enne detenuto a Udine nel reparto di isolamento. Da qui la richiesta degli avvocati penalisti di effettuare una visita nella casa circondariale, dalla quale emerge una grave carenza delle guardie carcerarie a fronte di un numero elevato di carcerati. C'è purtroppo un concorso fra una situazione di sovraffollamento. Ci è stato detto che 134 sono attualmente i detenuti a fronte di una carenza, una posti regolamentari che dovrebbero essere 85. In questo momento sono anche 63 per la chiusura della terza sezione a seguito della protesta che è avvenuta dopo il suicidio. Nessun riscontro invece per quanto riguarda la scarsa pulizia del reparto cucine. Quello che noi abbiamo potuto vedere, la cucina è tenuta perfettamente ed è ben organizzata, tant'è che alla fine della giornata non avanza più cibo. Nel corso dell'incontro gli avvocati hanno anche incontrato una delegazione di detenuti che ha avanzato alcune richieste. Mi hanno fatto notare che
mettere i tossicodipendenti che avrebbero bisogno di cure apposite e al di fuori del carcere in mezzo ai detenuti comuni crea solo ulteriori tensioni e ulteriori problematiche. Voltiamo pagina, scoperta oggi la statua di Carlos Gorlón nella nuova piazzetta Marconi a Udine. L'opera in bronzo fa bella mostra di sé davanti alla biblioteca Ioppi, tanto frequentata dallo stesso scrittore friulano. Azzurra Gorlón, vieni qua, ecco, avvicinati, ecco, e quindi se vuoi tirare il suolo, prego. Eccoci. Grazie. Una delle nipoti azzurra svela la statua di Carlos Gorlón. Udine rende onore a uno degli scrittori più conosciuti e apprezzati della propria terra del Novecento. In bronzo, a grandezza naturale, l'opera si trova nella nuova piazzetta Marconi. Scelta tra 14 bozzetti, è stata realizzata dall'artista Calogero Condello e si affaccia sulla biblioteca Ioppi, spesso frequentata dallo stesso scrittore. Il suo passo è rivolto verso la biblioteca. È stato rappresentato mentre cammina, ma ha lo sguardo leggermente rivolto a sinistra. È perché intravide qualcuno, forse ha riconosciuto qualcuno. In poche parole è un modo anche per far vedere la sua presenza e vivere lo spazio circostante, ma il suo passo comunque è rivolto verso la biblioteca. Gorlón durante la sua vita non è sempre stato apprezzato dalle pubbliche amministrazioni, peccato. Allora cerchiamo oggi noi di riparare un po' dedicandogli questa statua, quindi siamo veramente contenti oggi di metterlo qui perché i friulani, gli udinesi lo ricordino e soprattutto continuano a leggere le sue opere. E ora andiamo a Paluzza, dove c'è stata un'altra inaugurazione, è stato intitolato a Don Pierluigi di Piazza il centro di accoglienza, è stato ristrutturato e servirà ad accogliere i più deboli. Un rifugio per gli ultimi. Così è stato presentato il centro di accoglienza intitolato a Don Pierluigi di Piazza, inaugurato questo pomeriggio a Paluzza. L'immobile è stato donato nel 2020 dalla congregazione Giuseppini del Murialdo a Renato Garibaldi. È stato ristrutturato e da oggi è pronto a prendere vita nel segno e con lo spirito di Don Pierluigi di Piazza. C'è una struttura che ha 20 posti letto, con altre possibilità di sviluppo perché c'è uno stavolo qui vicino che sarà costruito nel tempo, spero in non tanto tempo, con i fondi disponibili e quindi la capienza del centro potrebbe anche diventare 35-40 persone e può essere interpretato anche come una costola del centro Balducci. Ognuno di noi è chiamato a un dovere morale, etico e sociale, popolo della solidarietà. Popolo dell'accoglienza, dell'umanità, del bene, alzati e cammina, percorri tutte le strade della Carnia e tutti i paesi della Carnia, proiettati nel Friuli, in Italia e nel mondo. Per adesso accoglieremo tutte le persone che ne hanno bisogno, quindi dipendenze, salute mentale, abbandoni, famiglie sole, separazioni traumatiche, qualsiasi cosa che serva a difendere chi non ha difesa. Il progetto è più ambizioso, vogliamo fare anche una sala mensa come la Caritas a Udine qui per il territorio della montagna. A Fiumicello questa mattina si è tenuta la prima giornata dei Consigli Comunali Ragazzi del Friuli, un'iniziativa organizzata dall'Assemblea delle Comunità Linguistiche Friulana. Oltre una cinquantina di giovani dai 10 ai 16 anni, in rappresentanza di 12 consigli comunali dei ragazzi da altrettante località di destra e sinistra tagliamento, si sono dati appuntamento questa mattina a Fiumicello per la prima giornata dei CCR del Friuli, un'iniziativa organizzata dall'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana in collaborazione con il comune di Fiumicello Villa Vicentina. L'occasione è stata data dal 25° anniversario di fondazione del Governo dei Giovani. Ad accoglierli il sindaco di Fiumicello Villa Vicentina Laura Sgobin e il presidente dell'ACLIF Marcus Maurmeier, che hanno sottolineato l'importanza dell'evento, il cui scopo è di far incontrare per la prima volta i ragazzi impegnati nelle attività pubbliche e metterli a confronto. Nell'arco della mattinata sono alternati momenti di lavoro con altri più ufficiali, come la camminata dei diritti fino al parco Giulio Regeni. Sono stati organizzati anche 3 laboratori su temi culturali curati da Angelo Floramo, Michele Po e Claudio Romanzin.
Al termine, i giovani consiglieri, gli amministratori adulti che li accompagnavano si sono lasciati con la promessa di un prossimo appuntamento in primavera per cercare di dare vita a una rete stabile che avvicini i CCR di tutto il Friuli. L'amministrazione comunale di Manzano ha organizzato oggi l'evento denominato il Natisone d'autunno per sensibilizzare la popolazione su un corretto rapporto con la natura e iniziare dal fiume Natisone. Hanno partecipato le scuole primarie di secondo grado del territorio, circa 60 bambini che hanno raccolto quasi una settantina di sacchi riempiti in particolare da plastica, ma anche metalli, ferro, una bombola a gas e pneumatici. A dare una mano nella buona riuscita sono stati anche i volontari della Proloco, Protezione Civile, insegnanti alpini, un'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale e l'associazione Fare Verde per sensibilizzare sull'importanza di tutelare il corso d'acqua che verrà replicata ogni anno. Il comune di Manzano infatti è capofila del contratto di fiume del Natisone che persegue l'obiettivo di valorizzazione di uno dei principali corsi d'acqua della regione in condivisione sia con i comuni che fanno parte dell'asta fluviale. Il Natale a Monfalcone sarà all'insegna delle fiabe con tante luci accese, diverse iniziative per coinvolgere le famiglie a vivere la festa, le attività commerciali e a lavorare in uno dei periodi più magici dell'anno. Per il sindaco Cisinte le città, anche per combattere la crisi, non si devono spegnere. Servizio. Le città non devono spegnersi, è vero che abbiamo lottato quest'anno in particolare per riuscire anche a chiudere il bilancio con le maggiori spese che l'energia e il calore hanno comportato, siamo andati a cercarci le risorse ma siamo molto orgogliosi di poter dire che a Monfalcone il Natale ci sarà, avrà un titolo importante, il Natale da Fiaba, un Natale da Fiaba a Monfalcone e con molta parsimonia e attenzione, però il programma è eccezionale. Le luminarie ci saranno, abbiamo contenuto leggermente anche in centro questa illuminazione, però avremo un Natale luminoso di tante iniziative rivolto alle famiglie, rivolto ai bambini, rivolto ai giovani ma anche agli anziani. Anche quest'anno tra l'altro torna un bel concorso di presepi, avremo i presepi, una mostra di presepi qui all'entrata, la piazza che si sta completando e sta diventando molto bella darà spazio, io mi auguro, alla pista di patinaggio. Tra l'altro la inaugureremo con la presenza di un campione e oltre a questo un numero di casette mai così elevato per il villaggio di Natale e le giostre. Insomma, io penso che veramente tantissime sono le iniziative e anche i momenti di aggregazione per le attività anche, perché poi c'è da capire che quando tu immagini di spegnere una città o non accendi le luci, intorno c'è un mondo che si spegne. Il 26-27 novembre, quindi sabato e domenica prossimi, gli appassionati di pane e dolci potranno visitare i laboratori di 20 artigiani dell'intera regione. Questa è la 10ª edizione di Tutti con le mani in pasta. Andiamo a scoprire. 1 o 2 giorni all'insegna dell'arte bianca. Torna il 26 e il 27 novembre Tutti con le mani in pasta, 10ª edizione. 20 maestri artigiani che apriranno i laboratori gratuitamente agli appassionati di pane, dolci, biscotti, cioccolatini per spiegare cosa c'è dietro i prodotti che realizzano. È l'obiettivo intanto per rimarcare questa bella occasione per mettere a nudo proprio i nostri laboratori. Ogni attività fa le sue specialità, potrebbe essere cioccolato, pasticceria, panettoni, ognuno ha la sua attività e quindi propone anche attività con i bambini stessi, viene proposto spesso anche questo. Sul sito www.etticadelgusto.it c'è l'elenco delle attività che partecipano alla manifestazione da Aquileia a Spilimbergo, da Trieste a Prato di Pordenone, da Udine a Martignacco fino a San Pietro a Natisone. Dobbiamo riconoscere la bontà di queste iniziative. Io l'ho vista nascere effettivamente da sindaco tantissimi anni fa e ha avuto uno sviluppo notevolissimo, coinvolge 500 persone, insomma famiglie ed è un bellissimo progetto perché fanno formazione, fanno qualità. Un mestiere è quello del panificatore e del pasticcere che non conosce crisi nonostante il caro energia. Nell'Etica del Gusto dai 10 soci iniziali si è passati agli attuali 33. Noi ci facciamo riconoscere quelli che utilizzano un certo lavoro e certe tipologie di lavoro soprattutto. I nostri locali che sono veramente di elite e tutto quello che facciamo e dove in etica poi andiamo anche ad aggiornarci e fare tutti i corsi di formazione.
Questa era anche l'ultima notizia, ma non resta che ringraziarvi per la vostra cortese e fedele attenzione e augurarvi a tutti buona serata.